L'errore dal dischetto di Cardinale salva il Mazzara 46 che in casa del Castellammare vince 1-0 in uno degli anticipi della 22esima giornata del girone A di eccellenza siciliana, il big match delle terze in classifica. Mione deve fare a meno di nuovo di Adamo e Ganci, rientrano Messina e bada alla squalifica unica punta con Calagna e Danilo Terranova sulla tre quarti. Ospiti con Antonino Arena in panchina per via della squalifica Giovanni Iacono, assenze pesanti in difesa per le squalifiche di Locascio e Yamé, out anche Vincenzo Russo e Rosella, dunque Licata si abbassa, attacco con Mario Erbini e Velardi titolare dopo un mese e autore della prima occasione del match in 30 secondi. Cross di Simone Erbini per la girata di Velardi, il pallone sorvola il palo, Pace ci prova dalla distanza ma è facile per Di Paola, nonostante ciò il Mazzara 46 continua a presentarsi nell'area avversaria, Angileri cross a rientrare di testa Mario Erbini, giallorossi in vantaggio al 16esimo, ha segnato una settimana fa all'Athletic Palermo, ora fa il terzo in campionato. La reazione del Castellammare si presenta con un'azione ferma per fuorigioco, le proteste di Tarantino, Danilo Terranova l'aveva buttata incredibilmente fuori. Dopo la punizione centrale di Licata, il Mazzara 46 può raddoppiare al 33esimo, Angileri da fuori sulla traversa in area, salta Velardi di testa, mette a lato. Al 37esimo il Castellammare con Ba si invola verso la porta, contrasto con Barbero, pervenuto di Messina, non c'è nulla. Poi Danilo Terranova profondo per Milana, rientra, calcia su Cheba in due tempi, emozioni che aumentano. Mario Erbini allarga da Pace su Di Paola prima, poi praticamente a porta vuota da posizione defilata, ancora vicino al 2-0. Nella ripresa al 52esimo altro duello in area, Milana su Mario Erbini, anche in questo caso tutto regolare. Il Castellammare da qui si rende più pericoloso, esce fuori la reazione d'orgoglio nonostante una prestazione complessiva non brillante. 68esimo ancora Ba ad avanzare, Locascio lo ferma, vicino alla porta ci si arriva senza far del male al portiere prima del tiro ribattuto su Ba, chance per Milana, alto su calcio d'angolo e largo il colpo di testa di Tarantino, ma occhio al Mazzara 46 in contropiede con Pace, Pizzolato entrato dalla panchina sbaglia il sombrero, Pace controlla ma sfiora il palo, subito dall'altro lato Frisella si libera di Angileri, calcia però dritto per dritto. 83esimo altro episodio da Moviola, Calagna deve affrontare tre avversari, si infila a contrasto con Ferraù, si gioca anche qui da una parte all'altra con Pace che allarga per Murania, niente da fare. Il Mazzara 46 nonostante la pressione avversaria del secondo tempo sta trovando comunque il modo per mettere alle corde con occasioni importanti, ma la pressione, quella psicologica, arriva al 95esimo, Murania vorrebbe spazzare il pallone ma lo liscia, Taibi cade, l'arbitro concede calcio di rigore. Il Mazzara 46 è incredulo, il Castellammare preferisce guardare altrove, dal dischetto va il classe 82 Gianluca Cardinale, pallone alto, poteva essere la soddisfazione dopo il rientro dall'infortunio e invece rimane l'1-0 per il Mazzara 46 che conquista la seconda vittoria di fila e si riprende il terzo posto in solitaria. Il Castellammare perde una partita di campionato in casa dopo 392 giorni.